una volta facette una figura di merda, ma una figura di merda che è rimasta proprio alla storia. Teneva tipo 10-11 anni e mio padre per forza voleva iscrivere un calcetto. Io però a me il calcio all'epoca ancora non mi piaceva e quindi dicevo papà non mi dice niente, ma io il calcetto non lo voglio fare perché mi fa fastidio, non mi piace. Mio padre però insisteva, no, no, ma tu a fare un sport è importante, tu all'età tua, l'os, cose. Certo, si può, perché lo caputo, ma a me il calcio non mi piace, non mi voglio iscrivere. Si può, mi vuoi iscrivere a qualcosa, io voglio fare tennis. Mio padre dice, dai, esci su tennis, ma belle bu. Certo, io voglio fare tennis, tu che bu. Ah, capatosto, quando eri vicino, a casa che... Poi dice, vabbè, iscrivimi a tennis. Vabbè, e te lo primo giorno, si è vestito con una maglietta bianca, dei pantaloncini bianchi, i calzerotti bianchi e le scarpe bianche. In pratica era un incrocio tra un giulatare e uno che fa maroni all'arco. Comunque andai là e mi ricordo che questo maestro spiegava le cose basilari del tennis, voglio, questa è la pallina, questa è la racchetta, mi raccomando quando tirate cercate di inviare la racchetta in faccia, queste cose qua. Comunque, dopo un quarto d'ora, mezz'ora di gioco, a un certo punto mi mettono sfaccimmi malepanza, voglio, ma una cosa assurda. Ma ricordo che lo stomaco mi faceva un rumore tipo così, ma pareva tipo scarico la lavandina, sapete quando si su quell'acqua che fa che la cosa qua si è proprio male. Solamente che io quando ero uscito era timido, cioè era proprio timido timido. E mi metti scuola e dici, no maestro, maestro scusate ma io non so cagare su, tengo lo strunzo a punti di curtiello che tengo proprio una spada in culo, Excalibur, e quindi potessi mettermi in due bagni, ecco. Mi mettevo in scuola e quindi mi trattenette sta merda, in culo e segnivo il pack e continuavo a giocare a tennis con questi pack a stretta che avessi proprio in crisi. E perché? Perché mettevo i scornici a chi le pozzi in tuba. Comunque ero appena una ventina di minuti, voglio ma da credere, ti tengo l'occhio azzurro, no? L'occhio si è fatto marrone perché mi stai scendendo là, merda, per dentro l'occhio, ecco, già ci più. Trovai il coraggio di dire a chi, scusate, ma io c'hai proprio in tuba. Ma ovviamente si va tranquillo. Guagliù, che li 10 metri dal campo al bagno, ma parevano 10 chilometri, io facevo proprio a marcia, che pacca stretto correva questo, come chi là fanno la marcia, no? Chi là fanno i ricchiuni, comunque questo qua corre come un pazzo, non si arrivava mai, con al traguardo, con quando ero quasi arrivato a un metro lo cesso, ma caga sotto, mamma mia, voglio una scena veramente orrida. Immaginatevi che avessi vestito tutto quanti bianco, ma sporcate tu calzoncillo, te cazzo di scarpa addirittura, è veramente una cosa assurda. E io, la cosa più brutta, no? Che non mi ero portato manca la cagnata per mi fare la doccia e tutto qua, perché? Perché stu tennis, stu campo di tennis, sei vicino a casa mia. Allora, sai, dice, boh, la roba va a casa, ma che fa doccia, che cazzo porta a fare roba? Non me ne riga, stai per te cagata in culo. Cioè, mannaggia che la... E mo mi posso uscire là fuori e dico, magica, scusa, magica, cagate un gol, ma potete salvare, ma potete aiutare. Dimo, te, c'era timido, figuriamoci, se usciva là fuori, chi ne merda, diceva che... Comunque, voglio, ero appena mezz'oretta, giustamente, un maestro mi ha detto, si era viva, si me ne era sceso in due cesse, e cose va. E quando entrò in questo spogliatoio, assistì a questa scena del delitto, tutta io, tutta cagata in culo, oh, mamma mia. Comunque, ma da credere, facette una figura di merda assurda. Ovviamente non andai più a questo tennis, yet un giorno, ma mi avanzò e mi bastò questo, questo corso di tennis. E a già ammettere dopo tanti anni che quella scelta di iscrivermi al tennis invece che a calcetto si è rivelata veramente una grande cagata. E quindi no, voglio dire, cioè, se proprio vogliamo tirare fuori una morale, voglio, se vostro padre vi vuole iscrivere a calcetto, ma voi volete andare a tennis, ma raccomando, state a sentire a vostro padre e andate a fare calcetto, perché poi alla fine il tennis, in fondo, è uno sport di merda, voglio.